Ed eccoci qui amici, siamo arrivati oggi a Aquileia, una piccola città in Friuli Venezia Giulia, circa 40 km da Udine. Aquileia è stata inserita nel 1998 nel patrimonio mondiale dell'UNESCO per l'importanza della sua area archeologica e dei suoi mosaici che si trovano all'interno delle chiese. Ora, sebbene la giornata è un po' fredda, abbiamo deciso di fare una visita per vedere com'era questo paesino, l'ho sempre sentito nominare ma mai visitato, però credo già dai primi sentori che torneremo a fare una visita approfondita. Se vi piacciono i nostri video mettete un like e iscrivetevi al nostro canale, grazie. Siamo all'interno della basilica, che è veramente una figata unica sto pavimento. E qui c'è l'organo, veramente un'opera stupefacente. Un giro sicuramente in un posto del genere merita farlo, magari in una giornata più soleggiata. Oggi per arrivare qui c'erano in punta massimo 6 gradi. Non riusciamo ancora a chiudere la bocca, ma si è sganciata la mascella con questi veramente mosaici spettacolari. Was geht auf dem Weg? Qualche gesto di lumache. Camminando sottoterra accanto al campanile, qui c'è un altro buco. Si vale anche il freddo che abbiamo preso per arrivarci, c'era caldo, comunque era meglio. Siamo arrivati al porto fluviale di Aquileia.
Adesso facciamo il giro e entriamo per questo arco. Abbiamo scoperto con nostro stupore che Aquileia è una piccola perla nel nord-est dell'Italia.